Gli osservatori sul turismo indicano che ben il 98% degli italiani tra i 18 e i 75 anni utilizza internet per informarsi sulle attività relative alle vacanze. Eppure, secondo l'Osservatorio di Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, oltre il 50% delle attività ricettive della ristorazione del nostro paese non è presente sui portali internet che raccolgono le recensioni degli utenti. Per raccogliere dunque la sfida digitale da parte della filiera del turismo, in occasione della Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia ha organizzato un convegno dove presentare due importanti azioni strategiche a disposizione del settore. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che siamo di fronte ad una clientela sempre più esigente, sempre più informata e che vuole essere partecipe del percorso di costruzione della propria vacanza, il che significa che l'utilizzo dei social, l'utilizzo del web è fondamentale fin dal momento in cui viene pensata la vacanza, viene ipotizzato il luogo dove trascorrere la vacanza. Quindi il grande ruolo che la tecnologia può giocare è quella di essere uno strumento di grande importanza per gli operatori che vogliono essere sempre più efficaci nel coinvolgere il cliente, nel far capire quanto il loro prodotto è proprio quello che il cliente cerca. Queste grandi rivoluzioni come quella del digitale sono rivoluzioni che non fanno prigionieri, quindi chi è in grado di cavalcare l'onda del digitale prosegue con la sua attività, magari anche molto meglio di prima. Chi si fa travolgere dall'onda del digitale purtroppo è condannato a soccombere. Chi entra adesso sul mercato turistico ci entra pesantemente e in modo digitale. Ovviamente. Noi che abbiamo una lunghissima, splendida, meravigliosa tradizione facciamo un po' più fatica a ingranare e a cavalcare appunto il meccanismo del digitale. La digitalizzazione introdotta nel mondo del turismo direi che è una funzione strategica per le imprese di oggi. Partiamo un po' in ritardo, anche se molto è stato fatto e la cultura della digitalizzazione è già presente nelle aziende. Certamente abbiamo necessità di compiere un balzo in avanti per recuperare determinati ritardi. Le azioni strategiche per non farsi travolgere dal cambiamento, ma tentare invece di governarlo, ci sono. La prima, già in fase di attuazione avanzata, si basa sull'utilizzo del Destination Management System, un software messo a disposizione dalla Regione Veneto per le imprese del settore. Organizzandosi sul digitale, utilizzando il Destination Management System, che è un software di back office per le destinazioni, l'offerta viene costruita a livello di territorio e le imprese e le destinazioni mantengono il controllo sull'offerta e poi possono usare i canali di distribuzione che ritengono. Invece, se perdono il controllo, saranno altri ad occupare gli spazi. La seconda azione strategica invece consiste nell'avvio dell'ecosistema digitale veneto, ovvero un ambiente informatico in cui i tanti portali, website e applicazioni esistenti, ma non collegati, possano facilmente interconnettersi, scambiandosi informazioni e dati per rendere il grandissimo patrimonio digitale già esistente non solo più visibile, ma anche più facilmente gestibile da tutte le imprese interessate. Proprio per mettere in moto questa importante azione è nata la Rete Innovativa Regionale, promossa dalle principali associazioni imprenditoriali del turismo ed ufficialmente riconosciuta dalla Giunta regionale del Veneto nel novembre 2019.